oggi 1° luglio addirittura, però penso non sia stato perso, nel senso che abbiamo cercato, abbiamo avuto parecchi contatti, come lo sapete, con persone di qua e di là, forse abbiamo anche perso tempo con qualcuno, mentre le posso dire che con il presidente Ranocchio Diego, io l'ho visto 2 volte, 3 che hanno lavorato i nostri collaboratori, e mi sembra di aver capito che c'è da tante persone grande voglia e entusiasmo di mettersi in questo bel mondo, dato canto lui il mondo del calcio lo conosce perché fino a pochi mesi fa era vicepresidente di Parma Calcio. Io vorrei presentare subito lui, non passare al mio pensiero, perché il pensiero dopo un po' di anni non è che lo sto vivendo bene, nel senso che spero, sono convinto che domani mattina la gestione in mano al presidente Pennocchio avrà sicuramente dei risultati, perché lui mi ha fatto capire che si è innamorato di questo modo del calcio Parma, e io poi con calma dirò il mio pensiero nel passato, e devo ringraziare tanta gente, però non vorrei rubare tempo a questa mattinata. E posso dire che settimana scorsa, facendo le notate fino alle 2-3 di notte, si è riusciti a fare questo dialogo che mi sembra sia emerso in modo trasparente, con la volontà da parte del presidente Pennocchio di fare subito bene il suo lavoro. Padova ha capito che è una piazza molto importante, Padova ha capito che è una città che ha fame di sport e di calcio in particolar modo, e lui dice: pronti via, cominciamo subito a fare qualcosa di buono, anche perché il 1° luglio per certi versi siamo un po' in ritardo. Io, Presidente, lascerei a lei la parola e magari a pochi che presenta il signor di qui presente. Grazie. Partiamo. Ringrazio il Cavaliere Cestaro dell'introduzione, saluto tutta la sala e tutti i giornalisti che mi hanno anche, taluni non so chi sono, poi avremo modo di conoscerci, telefonato, ai quali, essendo molto presi da questioni ovviamente inerenti a questa nuova avventura, non ho potuto dare molto spazio, ho promesso che ci saremmo visti oggi, ho trovato disponibilità e cortesia da parte di tutti. Confermo ciò che ha detto il Cavaliere Cestaro, e cioè che ci siamo conosciuti e abbiamo gestito questa trattativa con le ore piccole. Devo dire e dare a Cesare quel che è di Cesare, anzi al Cavaliere Cestaro per quel che è del Cavaliere Cestaro, e i suoi collaboratori e i suoi professionisti, la nostra parte con i miei professionisti, lo studio dell'avvocato Andrea Zaglio, che con molta serietà e molta professionalità si è gestita questa trattativa. Credo che la stessa ha potuto approdare, andare in porto, proprio perché l'approccio è stato di competenza, serietà e professionalità. Quindi quando ovviamente in queste cose, che sono anche articolate e complesse, si creano i presupposti perché ci sia qualche annodamento, direi che tutte le parti con saggezza e intelligenza hanno fatto sì che il tutto si snodasse, e quindi siamo arrivati con le ore molto piccole, vero Cavaliere, a siglare l'accordo con, ritengo, soddisfazione reciproca. Voi sapete che io ho fatto calcio a Parma, dove ho delle buone relazioni come con tutti gli altri club e le persone, perché credo che sia un modus vivendi di sicura saggezza. I colori di questa città e questa piazza sono importanti, hanno tradizione, storia e potenzialità. Io sono entusiasta, sono fiducioso che ci siano tutti i presupposti per far bene, e ci impegneremo su tutti i fronti per cercare di fare quanto di meglio. Io sono a vostra disposizione ora per le domande che ritenete opportuno fare, quindi a voi. Grazie Presidente, possiamo dire già Presidente. Quindi Marcello Cestaro, Diego Pennocchio sono a vostra disposizione. Chi inizia? Dimitri Canello, Corriere del Veneto.
Presidente, benvenuto. Volevo chiederle Grazie. innanzitutto se può spiegare, ho letto da qualche parte, il suo fatturato e i suoi interessi sono in gran parte all'estero, perché leggevo da qualche parte che la sua attività si è spostata pian piano dall'Italia in India con partecipazioni importanti, no? Siccome i tifosi sono smaniosi di sapere insomma, su cosa possono contare per il prossimo campionato, volevo che lei spiegasse bene la sua attività in modo che poi la gente possa anche capire quello che lei fa e dove si sviluppa il suo lavoro. Certo. Grazie Dimitri. Io lavoro nel settore della meccanica, ho un gruppo di aziende che lavorano nel settore della siderurgia, delle presse per la deformazione della lamiera e delle caldaie per la produzione di vapore di carattere di tipo industriale. Abbiamo fatto degli accordi con delle società indiane molto importanti dove stiamo facendo uno stabilimento presso un'azienda, un gruppo tra i più grandi dell'India e quindi fortunatamente abbiamo guardato all'internazionalizzazione. Prego. Eccomi. Sì, Gabriele Fusapponi, Padovagol.it. Mi riallaccio alla sua domanda, innanzitutto benvenuto anche da parte mia. In un periodo come questo di difficoltà economiche per tutti, cosa spinge un imprenditore ad investire parte del suo patrimonio nel calcio? Grazie Gabriele. Beh, allora innanzitutto la grande passione. Prego. In seconda battuta, lei ha detto una parola corretta, e cioè investire, che ha un significato proprio, e quindi non, dopo è chiaro che qualsiasi investimento bisogna vedere i ritorni che dà, però è chiaro che anche il mondo del calcio sta cambiando, anche il mondo del calcio si sta internazionalizzando, anche il mondo del calcio sta abbassando un po' le pretese e quindi io credo che si possa fare del buon calcio in modo intelligente, anche perché siccome qui siete tutti degli appassionati avete visto che purtroppo i risultati non sono un'equazione matematica direttamente proporzionale ai soldi spesi e ai soldi investiti. E qui mi riallaccio un po' al discorso per il quale la mia filosofia e il mio approccio è quello di costruire al meglio una società con tutti i presupposti e lo zoccolo che questa debba avere, dare un'anima a questa società, creare i presupposti di solidità economico e patrimoniale come discorso di target principale, perché io sono convinto che i risultati sportivi, che sappiamo hanno una variabile, se la palla va dentro o fuori può fare, diciamo dal palo, può fare la differenza, però in linea di massima quando una società è buona è basata su uno zoccolo duro e serio, i risultati sportivi molto spesso sono la diretta conseguenza, quindi quello che la mia gestione vorrà fare per primo è ovviamente prendere, perché è una questione ovviamente molto fresca, prendere possesso e sensibilità della situazione, quindi conoscere bene i tifosi, conoscere i giornalisti, conoscere la città, le istituzioni, organizzare la società al meglio, non che adesso non sia organizzata, non voglio dire questo, ma voglio dire riprendere il bandolo della matassa, ricostruendo tutto quello che di meglio si può fare, tenendo tutto quello che è stato fatto di buono, che è molto, aggiungendo un po' di esperienza, di know-how che può derivare anche dalla mia esperienza e con questa base costruire un progetto che tutti ci auguriamo possa portare a determinati successi. Grazie Gabriele. Riccardo Solfo, Stadio, Corriere, Tutto Sport.
Presidente, le chiedo, in questi anni Marcello Cestaro ha investito del denaro, ma si è contraddistinto come un presidente tifoso, di fatto era il primo tifoso, un presidente, l'ho definito io, da panchina. Lei invece come dirigente, prima a Parma e adesso qui a Padova, che presidente sarà? È un presidente da panchina o è un presidente da Palazzino Uffici? Grazie Riccardo. Guardi, io qui è nato calcisticamente Del Piero, no? Una volta il tifo partiva dal fatto che il papà ti portava allo stadio e aveva, diciamo così, la passione per una certa maglia e normalmente ti attaccavi alla maglia del padre, no? Io ho pensato sempre che anche un detto, no, questo, cioè che uno può cambiare la moglie, la fidanzata, ma la squadra del tifo non la cambia. E poi questo si sposa anche con un altro proverbio, che è quello che dice mai dire mai. Perché io di origine di tifo sono sempre stato bianconero, poi ovviamente entrando nel Parma, lei ha fatto una brutta faccia, è variegata. Il tifo è un diritto, no? Quindi, e va rispettato anche quello di altri colori. Poi ovviamente con l'esperienza a Parma ho capito che entri emotivamente in un altro meccanismo e quelli che sono poi determinate origini restano sempre come una pietra, un ricordo, un qualcosa che resta nel tuo DNA, ma la vita va avanti, no? Quindi della serie mai dire mai. Uno si appassiona al Parma. Oggi questa avventura del Padova vi posso garantire che già mi ha preso l'anima e il cuore e che sicuramente sarò il primo tifoso del Padova Calcio. Poi la personalità delle persone è quella che è, ognuno ha il suo modo di fare, c'è quello che è emotivamente più focoso, quello che è un po' meno focoso, quello che è un po' più riflessivo, quello che sicuramente a volte io cerco nel limite del possibile di evitare eccessi, però il calcio per certe situazioni li può provocare, quindi vedremo, insomma, cercheremo di avere un comportamento corretto sotto tutti i punti di vista. Andrea Miola, Andrea Moretto, Telenuovo. Gazzetta dello Sport. Buongiorno a lei. E Gazzetta dello Sport. Prima quando parlavo di esperienza e know-how che in questi anni, chiaramente si pensa al Parma, volevo sapere se un po' l'idea, la scadenza del programma era la stessa, nel senso ha preso il Parma in Serie B, ha parlato in Serie A, consolidato la posizione, se un po' l'idea era anche questa qui o aveva un'altra idea di partenza? Allora, diciamo che c'è un'inesattezza. Quando io sono entrato con il presidente Ghirardi nel Parma era in Serie A e abbiamo mantenuto la serie. Purtroppo l'anno dopo c'è stato un inciampo e siamo retrocessi. Fortunatamente, quindi ho fatto questo tipo di esperienza. Fortunatamente siamo rimbalzati meritatamente e oggi il Parma penso che sia una delle squadre dopo le grandi che possa dire la sua. Ovviamente questa esperienza mi ha dato la possibilità di imparare, di conoscere, di vedere, di potermi fare delle opinioni, quindi preciso che ovviamente il Parma è il Parma, se questa è... No, volevo sapere se il percorso, l'idea era quella. Guardi, il percorso è di far bene, sulla base dei principi che ho dettato prima. Poi ovviamente uno fa dello sport per vincere, non per arrivare ultimo, questo è evidente. Ripeto che anche le vittorie sono figlie se sono sport individuali, di grande professionalità, dedizione, sacrificio, allenamento, se sono sport di squadra, della solidità, oltre che economico e patrimoniale, anche di anima, di corpo della società, che portano conseguentemente dei risultati. E ovviamente noi siamo qui per cercare di farli i risultati, non per non farli.
Enea Paglia, televisione la 8, la 9, la 10. Buongiorno. Benvenuto intanto. Grazie mille, grazie. Dunque, ho letto che lei è stato con Bilardi ovviamente a Parma, poi ha abbandonato, ha lasciato per motivi di lavoro. Questa era la motivazione principale, se non sbaglio. Ci ha appena detto che la sua azienda è anche in crescita, in espansione, quindi complimenti. Però cos'è che le fa adesso, che le dà lo stimolo per rientrare, soprattutto in prima fila questa volta? Domanda corretta. Allora, quando ho fatto queste scelte nell'ambito del Parma, bisognava avviare un progetto molto importante in India che mi portava fuori piazza a lungo. Poiché mi piace, quando faccio qualcosa, esserci e dire quello che devo dire, condividere l'operatività e le scelte, non solo a livello di tavolo, ma poi ovviamente ci sono anche delle responsabilità, perché un azionista e vicepresidente di una società ne deve condividere le linee, cosa che materialmente mi era impedito dal fatto di non avere la presenza fisica, tant'è che poi anche allo stadio dopo un certo punto ero molto più assente. Quindi da qui la scelta di fare un passo indietro per quanto riguarda la gestione e le cariche. Fortunatamente l'attività di abbrivio è andata, io ho dei manager, delle persone, ormai il progetto avviato, sta andando molto bene, quindi si occupano prevalentemente loro, quindi io ho del tempo nuovamente a disposizione, c'è stata questa opportunità, ecco, che è stata colta, e quindi io sarò anche un presidente presente, non assolutamente sì. Che ruolo gioca? Sempre avanti. Andrea Miola, Gazzettino. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno al Presidente Cestano. Mi hanno già preceduto un po' con la domanda, perché io volevo chiederle, lei sa benissimo appunto che gli umori della piazza si captano spesso vivendoci dentro. Certo. E ovviamente il mio pensiero era appunto se cercava di ritagliarsi degli spazi appunto per queste sue attività e per il fatto di vivere in un'altra città. Andiamo un po' oltre, allora, sta costruendo un organigramma, ovviamente non le chiediamo nomi e cognomi oggi perché immagino ha parlato di un'agenda piena come quella delle belle donne, no? Diceva. Era lei allora il telefono. Sì, Cominciamo a unire il volto con la voce. Diciamo una tempistica. Devo dire che siete stati molto cortesi, perché ovviamente mi avete pressato, ma non siete stati invadenti, diciamo che siete stati molto corretti. Sappiamo che anche una situazione così di gran corsa e tutto, certo. Da una parte c'è la fretta, dall'altra la necessità di ponderare ogni cosa. Appunto non le chiediamo nomi, ma i possibili passaggi, quando saranno, quando è che avremo qualche già novità sull'assetto societario, dirigenziale, eccetera, e che ne sarà anche di quelli che attualmente ci sono. Allora, come sapete, non è per essere reticente e non voler scucire le notizie le quali voi siete a caccia, ma perché non le ho, non sono in grado obiettivamente di dare. Io voglio impostare con i media e con la stampa un rapporto franco, io mi dichiaro sin da subito a disposizione a 360 gradi, dicendo le cose come stanno, tenendovi al corrente delle evoluzioni. Chiaramente devo prendere un attimo possesso di questa situazione. Ovviamente, come ho detto a tanti di voi che mi hanno contattato, che sto lavorando per noi, col plurale maestatis, abbiamo ovviamente un progetto che è delineato per le vie maestre. Non siamo proprio dell'opinione che scopa nuovo, scopi bene, quindi non c'è una pregiudiziale assoluta e tassativa. Vi terrò debitamente informati delle evoluzioni che possono avere le varie fasi, ivi comprese ovviamente, aspettate di sapere chi potrà essere il nuovo mister, chi potrà essere il direttore sportivo, quali saranno le logiche, le strategie di mercato, eccetera, eccetera. Sarete informati, noi siamo a disposizione. Stefano Edel. Buongiorno. Mattino di Padova. Benvenuto anche da parte mia. Grazie. Sentirti. Grazie. Le chiedo due cose. La prima è, lei è stato vicepresidente del Parma e si è dimesso 3 mesi fa, però lei è stato in contatto per acquistare il Brescia con Corioni,
ha tentato di acquisire anche il Modena e si dice il Novara. Perché alla fine il Padova? Perché c'erano le condizioni migliori per il suo tipo di calcio o per la sua situazione, o perché si è creata attraverso una rete di conoscenze la sensazione che qui si potesse cominciare un progetto, come dire, da zero, per poter tentare un obiettivo importante che questa piazza aspetta da più di 17 anni. La seconda cosa è questa: vorrei un suo parere schietto sul settore giovanile. Lei come pensa si debba gestire in una società un vivaio? Questa società ha portato i giovanissimi alla semifinale nazionale per lo studente. Gli allievi hanno fatto bene, sono entrati nella finaletta, la primavera a Viareggio si è comportata egregiamente pur non perdendo neanche una partita. Ecco, vorrei capire, perché qui si è parlato anche a un certo punto di tagli sul settore giovanile, non nella vecchia gestione chiaramente per necessità legate ovviamente a dover far quadrare i conti. Grazie. Allora, alla sua prima domanda le dico che quando, per i motivi che ho spiegato prima, ho lasciato la carica, che formalmente risale 3-4 mesi fa, ma già da molto prima mi ero defilato per le motivazioni che ho spiegato, ovviamente sul mercato c'erano delle opportunità, perché la questione Brescia, essendo io di Brescia, fu lanciata proprio quando fu inaugurata la nuova sede, il nuovo ampliamento del Parma. Fu una battuta detta così in modo ironico da Tommaso Ghirardi, dicendo sì, l'amico Penocchio ormai è un po' che è con noi, sicuramente giornalisti bresciani, perché ovviamente essendo di Brescia anche lui, cosa dice, perché non potrebbe, si vociferava che Corioni volesse dismettere, cosa dice se dovesse prendere il Brescia Penocchio, e da qui si è scatenato un putiferio giornalistico, perché io anche adesso leggo sul giornale alcune cose e danno per alcuni nominativi che io neanche conosco e neanche so chi sono, nominativi che sono in pole position, che hanno, perché purtroppo diciamo che come in tutti i settori, anche nel vostro a volte alcuni hanno la professionalità proprio che non è al top, no? Quindi questo si è verificato e questo ha innescato nei media diciamo il concetto che io fossi a caccia di squadre, ma più che altro mi sono state offerte delle opportunità, perché erano delle società che per motivi di diversa natura cercavano un passaggio del testimone. Ovviamente quando uno ti offre delle opportunità magari sono state più o meno approfonditamente valutate, ma non si sono mai create le condizioni per fare degli affondi, cosa che invece si è creata col Padova per i motivi che ho detto in introduzione. Giorgio Borile, Triveni. Scusi, volevo solo finire, per i motivi che ho detto in introduzione, cioè che quando dalla parte del tavolo ci sono delle persone di alto profilo e da questa parte c'è altrettanta serietà e dei professionisti che mettono assieme le cose nel modo giusto, serio e professionale, è facile andare poi a conclusione, tant'è che non è stata una trattativa di 2 mesi, è stata una cosa veramente di 2 giorni, ma di 2 giorni di full immersion, che ha dato il risultato che ci ha portato qua. Alla sua seconda domanda rispondo che il mio pensiero fa scopa con la filosofia e l'equazione grande società, grandi risultati. Nel mondo credo che l'istruzione e la scuola formino la classe sociale di un paese, quindi io credo molto che bisogna investire sulla formazione delle persone in genere, a maggior ragione in una squadra di calcio, e soprattutto adesso che il calcio si sta modificando, i vivai sono il vero patrimonio, perché
i grandi giocatori si possono comprare e vendere, poi dipende dai portafogli delle persone, no? Abbiamo visto fare cose fuori di testa nel mondo del calcio, ma oggi ormai il mondo del calcio è più che altro un mondo dove vediamo che cominciano ad arrivare quelli dai paesi arabi, no? Noi abbiamo una grande tradizione come paese e ci sono delle società, tra cui il Padova, e questo è uno dei motivi che mi ha spinto sicuramente da fondare il discorso con il Cavaliere Cestaro, è proprio perché Padova ha un grande vivaio, ha una grande potenzialità che va tutta, su quale bisogna investire e costruire, e sono sicuro che ci darà dei grandi risultati. Per comodità lì Giorgio Borile, Triveneto e poi Leandro. Per comodità. No, comodità. No, benvenuto, mi dispiace che se riesca il Presidente Cestaro, non ho avuto modo di integrare il Presidente, oppure la chiamerò durante la settimana per fare qualche discussione così. No, sto scherzando. Le volevo fare 3 domande rapide. La prima, se il Presidente Cestaro rimarrà dentro la società Calcio Padova in partecipazione, come dicevo, fino a fine anno, se il main sponsor sarà la Famila e se Baraldi farà parte di questo organigramma della società. Allora, come l'ha comunicato la famiglia Cestaro, il Presidente Cestaro resterà nel Consiglio di amministrazione della società, perché mi onora della sua presenza e ci accompagnerà sicuramente fino alla chiusura dell'operazione. La seconda domanda? La seconda domanda è se il main sponsor... Il main sponsor è stato scritto anche nel comunicato, è uno degli elementi che ci lega a doppia mandata e sarà Famila, o quantomeno il gruppo Unicom, poi deciderà ovviamente Cavaliere quale sarà il logo delle sue società. Ultima domanda. C'era se Baraldi farà parte ancora di questo organigramma. Baraldi è una persona di sicura qualità e ha dato la disponibilità a collaborare. Io onestamente non ho ancora le idee chiare su quello che potrà essere il futuro da questo punto di vista. Raccolgo di buon grado la disponibilità e valuteremo il momento opportuno una volta che si sarà delineato lo scenario, l'organico organizzativo, se ci saranno degli spazi, se questi collimeranno con le esigenze di Baraldi. Leandro Bassotti, Mattino di Padova. Sì, grazie Gianni, ciao. Cavaliere, buongiorno e grazie, so che è un giorno non facile per lei emotivamente, immagino, grazie comunque per essere qua. E Presidente, benvenuto ovviamente, perché siamo contenti di averla e grazie mille. Che ha già questa voglia di raccontare, di essere in mezzo al Padova, no? di rappresentare quello del Padova. Le faccio una domanda. Una società ha ovviamente una sua casa, che è importante, no? Lei viene da una casa molto bella, perché lo stadio di Parma è molto molto bello. Ha provato a vedere il nostro stadio, che idea si è fatto? Allora, devo dire con sincerità che ho girato un po' tutti gli stadi, l'unico che non avevo mai visto era quello di Padova, sincerità per sincerità. E devo dire che all'arrivo l'impatto è stato eccellente. Mi dicono che ovviamente, essendo uno stadio nato con gli anni 90, ha questa handicap che hanno tutti questi stadi della pista degli 800 metri, perché era la condizione al tempo per avere le varie sovvenzioni. L'impatto visivo è eccellente nell'arrivo, perché queste 2 tribune contrapposte in struttura d'acciaio sono molto belle. Non sono ancora entrato nello stadio e devo confessarvi che fremo un po' perché ho voglia di andare a sentire il sapore dell'erba. L'impatto della sede è eccellente, perché ho visto dei bellissimi uffici ordinati. Direi che il primo impatto è sicuramente positivo. Poi o per volta vedremo, insomma. I vecchi dicono che Lappiani è è sempre stato il 12° in campo, no? Perché questo muro di persone, e chi lo sa, non poniamo mai limiti a nulla. Io dico che le cose si fanno, si cambiano, se si possono, si migliorano. Comunque diciamo che mi sembra che la struttura sia adeguata a una signora squadra di calcio. Davide Tattino, Corriere del Veneto. Buongiorno, benvenuto Presidente Pennocchio.
Però la mia domanda era per il Cavaliere. C'è un po' di delusione in questa ricerca di un acquirente per la società di non aver trovato un acquirente serio padovano o almeno veneto, insomma credo che lei in questi anni ne abbia conosciuti. Noi siamo seri, di Brescia siamo no, seri. ecco, no, ovviamente senza mancare di rispetto a... era una battuta. Magari anche qualcuno dei suoi soci più o meno recenti, insomma si aspettava qualcosa di più da loro. Grazie. Io vorrei che per il momento le domande le essere a rivolgere al Presidente Penocchio. Io già sto provando qualcosa dentro che non vi racconto, che vi spiegherò magari, però per il momento preferirei che facesse il giro con il Presidente e poi alla fine magari dirò un piccolo mio pensiero oppure tra qualche giorno, ma no, oggi focalizziamo l'ottica su questa persona che abbiamo qua. Buongiorno Presidente, buongiorno Cavaliere.